che si susseguono con la mitraz, che è il principio attivo che adesso è usato mediamente, non riescono più a pulire le famiglie. Per cui le famiglie arrivano in autunno ancora con un certo numero di varroe e non dimenticando noi, e non dovremmo mai dimenticarlo, che la varroa trasporta almeno 20 virus. Finché c'è varroa, questi virus vengono attraverso le punture che le api subiscono trasferiti nell'emolinfo delle api, le api a loro volta alimentando propagano e aumentano la presenza di questo virus e le api giovani che nascono in buona parte sono già colpite dal virus. Per cui cosa succede? Che uno dice ho fatto i trattamenti, nel senso che ho messo le strisce, però poi le famiglie cominciano a calare, qualcuna già non è più in grado di difendersi perché questi virus abbassano l'immunità e poi vengono saccheggiate. È la fine che fanno normalmente le famiglie che pur non avendo tanta varroa però ne hanno, cioè non hanno avuto quel blocco diciamo artificiale che noi suggeriamo di fare per interrompere non solo l'allevamento della varroa ma anche l'allevamento dei virus. Mi dicono che sono morte famiglie anche che non presentavano api con le ali rovinate. Ora, può capitare che uno pulisce la famiglia, però se le api hanno già in corpo il virus, magari non fanno le ali rovinate, magari non diventano nere, però hanno il sistema immunitario depresso, per cui non sono più in grado di affrontare i primi freddi e questo causa la loro mortalità. Dobbiamo anche ricordare che non c'è solo la varroa, c'è il nosema nostro vecchio nosema, c'è il nosema cerane, c'è la cariosi. Una stagione dove le api non lavorano mai, che vengono mantenute per mesi con sciroppi, eccetera, e si può ben pensare che un certo aumento di spore di nosema, per esempio, nelle famiglie ci sia stato e continuerà ad esserci, quindi ci sarà qualche famiglia che avrà un crollo di popolazione proprio per questo motivo. Noi sappiamo che l'importazione abolisce le api da quasi tutti i malanni e soprattutto gli permette di mantenere il sistema digestivo il più pulito possibile. Quando devono vivere per mesi con alimentazioni che facciamo noi, che poi sono sempre diciamo, operazioni che non sono nel loro stile di vita. Noi facciamo solo suppliamo a quello che manca in natura, però comunque le api sono fatte per il miele, mica per lo zucchero o per gli altri sciroppi, quindi comunque ne risente la loro robustezza e la loro capacità di allevare bene la covata. Io starei molto attento un altro anno a semplificare i trattamenti ritornando alle strisce. Qualche apicoltore mi ha detto dovrò anticipare a giugno perché quest'anno mettere le strisce a luglio dopo il castagno già mi sono morte delle famiglie che presentavano api non a posto. Questo vuol dire che in quel caso lì uno non aveva fatto il blocco invernale oppure si è fidato di fare i trattamenti invernali, cioè il sublimato, senza verificare se effettivamente c'era ancora covata oppure no. Io dico sempre che dare la causa alla reinfestazione è un po' autoassolversi. Normalmente le api hanno tante varroa dentro. E quando ne vediamo cadere tanta vuol dire che ce n'è ancora tanta. Quindi è molto importante nel proprio programma di allevamento magari tenerne meno, ma pensare di utilizzare quel sistema che permette nonostante la mancanza di importazione, nonostante la necessità di dare chili di zucchero, comunque permette di mantenere le famiglie vive, ben popolate e quindi con una buona prospettiva per il futuro. Volevo dire un'altra cosa.
sempre a proposito dei trattamenti. Qualcuno sta ancora aspettando che venga freddo per farli. Io normalmente suggerisco di fare il sublimato nel periodo novembre, primi di dicembre, perché la famiglia non è ancora in glomere così stretto e quindi il sublimato che uno va a fare diventa un trattamento su una famiglia che è abbastanza recettiva. Poi appena le api lo sentono in genere reagiscono, se non sono troppo fredde, cominciano a ventilare, quindi automaticamente da loro stesse fanno girare nella famiglia questo fumo che non è altro che lo salico sublimato e quindi poter toccare il più numero possibile di api. Poi loro se lo passano diciamo, attraverso il movimento del glomere, che sapete come funziona, no? Ci sono quelle interne che vanno all'esterno e quelle dall'esterno che premono per entrare all'interno del glomere e questo fa sì che ci sia un contatto continuo tra i vari tipi di api, quelle interne e quelle esterne. Se è troppo freddo, il movimento del glomere qualche volta si blocca, quindi aspettare più avanti direi che diventa è efficace ma meno. Questo è importante perché se uno non ha ingabbiato le regine bisogna già pensare che dopo Natale partono con la covata. Se si deve ancora completare almeno i 3 cicli di sublimato, bisogna affrettarsi ed è importante, se non l'avete fatto, avere il coraggio di controllare se c'è covata, perché altrimenti il sublimato fatto in ottobre, in novembre o in dicembre o in gennaio dà ben pochi risultati, perché sappiamo, no? La varroa è sempre sotto la covata e ce n'è ben poca sulle api, per cui assicurarsi di trattare una famiglia non a occhi chiusi, non alla cieca, ma anche se le temperature sono basse, velocemente fare un controllino e verificare che ci sia o non ci sia covata. Chi non ha ingabbiato le regine ed è stato furbo ha fatto 3 trattamenti a distanza di 4 giorni e si è visto benissimo che dalle 30 a 40 del primo trattamento sono arrivate 5-6 del secondo fino a 0, 1, 2 al terzo trattamento. Poi adesso la regina può fare quello che vuole, ma intanto uno è riuscito a pulire la famiglia. Per quelli che non hanno controllato la presenza della covata, bisognerà comunque, bastano 6, 7, 8 gradi fuori, verificare se c'è qualche rosetta di covata. Va eliminata, normalmente io non suggerisco di grattarla come viene suggerito, perché si gratta la covata ma la varroa, ciao ciao, è sempre bella viva e di corsa. Preferirei togliere quella rosetta di covata, adesso o uno la mette in freezer oppure la mette fuori alla sera, al mattino è già bella che fritta, è tutto recuperabile, il miele, il polline, che non ha subito nessun danno, per cui la covata è morta e il favo lo si può reinserire appena la temperatura, le esigenze della famiglia lo chiedono. Quella covata lì muore, si secca, muore la varroa, muoiono i virus, per cui il favo si autodisinfetta automaticamente. Per chi invece ha le regine in gabbietta, è il periodo un po' di sofferenza, no? Perché uno sa che è lì dentro, apre la cassa, vede che il glomere è ben fatto attorno alla gabbietta, quindi sta tranquillo. Capita qualche incidente, la famiglia fa il glomere spostato dalla gabbietta, però in quel caso lì è colpa dell'apicoltore che non ha stretto, chiuso a sufficienza la famiglia in maniera da costringerla a fare il glomere sulla famigliola. Oppure può capitare, a me è capitato l'altro giorno, vedo una gabbietta, l'ha abbandonata, dico porca miseria, mi ha fregato la regina e la brina. In realtà l'ho tirata su e nonostante averle guardate 1000 volte c'era un palettino leggermente spostato e la regina è uscita.
non c'era covata, però succede che chi maneggia le gabbiette tante volte purtroppo è un materiale cinese e questo spiega tutto. Bisogna avere tanti occhi, controllare bene perché loro, la regina, ce l'hanno lì dentro e sono sempre lì che cerca uno spazio leggermente superiore a quello necessario per scappare fuori. Comunque capita, bisogna essere pronti o a verificare che non ci sia covata quando si va a completare i trattamenti, oppure toglierla se c'è già. Se sono uova e larve non succede niente, la varroa, la covata non è ancora recettiva. Se ci sono larve belle grosse, in quel caso lì la covata è recettiva, si toglie, si battono giù le api, si toglie, si stringe la famiglia e poi si può tranquillamente fare sublimato. Però siamo, diciamo, secondo me ormai quando superiamo metà dicembre comincia a ghiacciare forte, anche le casse si raffreddano fortemente, il sole non riesce più ad aprire appena appena un po' il chilometro, per cui direi che è bene, se capita un po' di sole, affrettarsi se uno deve completare i trattamenti. Per chi ha le resine libere nessun problema, se ha trattato bene, loro partono quando hanno voglia, primo sole dopo Natale sicuramente qualcuno comincia a partire, qualcuno è già partita, magari con rosettine piccolissime di covata, però è segno che loro pensano all'anno nuovo. Per chi li ha in gabbietta si tratta solo di pazientare fino dopo l'Epifania. Normalmente chi ha ingabbiato, chi le ha ingabbiate adesso ha fatto anche il blocco della covata, quindi ha famiglie mediamente abbastanza popolate, quindi proteggono bene la regina. Come vi avevo già suggerito, se la famiglia è un po' più piccola si stringe su 6, su 5, gli altri favi si mettono, diciamo, a Z, in maniera che se si muovono vanno a prendersi il miele, altrimenti sono costrette, diciamo, a fare il glomere, occupando lo spazio vuoto sui terreni che abbiamo aperto a V, in maniera da costringerle a fare il glomere sulla regina. Dopo l'Epifania è il momento di liberare. Sicuramente chi le ha in gabbietta può fare i trattamenti quando vuole, probabilmente ha già fatto 3 trattamenti, quindi ha verificato a campione la caduta. Normalmente 3 sublimati fatti bene portano quasi a 0 la caduta, non la varroa. La varroa ce n'è sempre, anche perché se no l'anno prossimo cosa faremo se non c'è varroa? Però se la caduta è vicina a 0 vuol dire che il numero di varroa residua è molto molto basso e questo ci permette di affrontare la prossima stagione fino a metà luglio in maniera tranquilla. Cioè noi potremmo dire, chi fa il blocco già da alcuni anni, ma la varroa che roba è, quando tutti piangono è in giro per l'Italia. Se parlo del mio amico che gli sono morte 1000 cassette, quello c'è da piangere, ed anche da piangere cerca rabbia al nord per ripartire, sarà fatica. Per dire, insomma, qua da noi magari gli apicoltori hanno meno cassette, però se uno ne ha 10 o ne ha 20 ne muoiono 10, già siamo uguali, no? È una bella proposta quando si arriva al 50%. Bisogna, come meta, come idea, come ho già detto e ridetto, arrivare al concetto che le api non devono morire, perché se muoiono è colpa dell'apicoltore. Quindi se una famiglia per qualche motivo muore, l'apicoltore deve cervellarsi, prima soffrire e battersi il petto perché è colpa sua, e poi cervellarsi per capire perché. Perché c'è sempre un motivo perché una famiglia muore. E quindi riuscire a capire e a rimediare. Quindi l'anno successivo mettere in pratica delle tecniche che apprende ascoltando, vedendo, in maniera da non arrivare al punto di dire ma mi sono morte 2 o 3, ma è normale un tubo che muoiono le api.
In natura, se loro dovessero arrangiarsi, chiaramente sarebbero scomparse. Senza l'apicoltore che ha fatto per 30 anni, 35 gli intrugli per salvarle, le api sarebbero morte. Però adesso possiamo tenerle vive tranquillamente, senza intrugli, non vedo perché dovremmo rinunciarci, solo perché porta un po' di lavoro. Diciamo, fare l'apicoltore è anche godere del lavoro che si fa nelle api, non solo nel melario, ma anche nel lavoro che si fa dentro le api. Io sapevo che quelli giovani che cominciano, insomma, fare le etichette prima di fare il miele, prima di avere le api, va bene, però è meglio che uno impari intanto a godere delle api, poi forse potrà godere del miele e utilizzare le etichette, però si capisce che deve passare qualche stagione, quindi è sempre meglio non mettere il carro davanti ai buoi. Dopo l'Epifania è il momento di liberarle, è il momento, diciamo, sempre di trepidazione, perché abbiamo passato il periodo più freddo, che è da metà dicembre più o meno fino a metà gennaio, e quindi uno spera di trovare la situazione come l'ha lasciata. Normalmente stringendole, tenendo i favi esterni a Z, il glomere si stringe e non avviene quella mortalità che una volta avveniva quando uno invernava su 9-10, perché allora il glomere tendeva a distribuirsi su tutti i favi e succedeva che quando veniva freddo, diciamo sotto zero parecchio, il glomere stringendosi faceva sì che le api esterne, i favi esterni, non riuscivano più a fare il giro del favo ed aggregarsi alla parte maggioritaria di api e morivano di freddo. Infatti la vecchia letteratura suggeriva di fare il buco di favi, invece addirittura vendevano, non so se lo fanno ancora, l'anellino di ottone perché le api non chiudessero il buco della parte anteriore del favo per favorire il passaggio delle api esterne verso l'interno. Ci abbiamo ovviato abbondantemente questi sistemi, stringendoli al massimo. Quando andiamo a liberare la regina, possiamo fare, ma che sia un po' di sole, diciamo, il sole serve per noi e anche per loro, l'importante è agire con molta delicatezza. Quindi cosa vuol dire? Ci saranno anche delle fotografie, sfilare piano piano la gabbietta, qualche volta l'hanno anche attaccata sui favi, allora con la leva si muovono leggermente i telaini, è un'operazione semplicissima, quindi la gabbietta si sfila, si riavvicinano piano piano i telaini, quindi mettendoli nella posizione originaria. Le api magari sono un po' dure, basta spingere piano piano, non sono mai dure perché andando verso la stagione nuova, dopo l'Epifania, già le giornate si sono allungate, no? Un'ora un passo di stria, quindi vuol dire già loro hanno percepito che andiamo verso la stagione nuova. Se voi le avete viste ieri, l'altro ieri volare, andavano sui primi fiori di calicanto disperatamente, cioè la voglia di ripartire ce l'hanno tutte in corpo. Per cui stringere con maniera i telaini in maniera che le api si riallaghino, poi si prende la gabbiettina, allora lì si mette un bel tappetto di candito, quello che vende a situazione, insomma un candito normale, in maniera che poi le api vanno lì, gli fanno delle palline sopra, si leccano, continuano a leccarsi la regina esce piano piano in mezzo ai telaini. Siamo in presenza di api invernali e non di api estive, che sono molto diverse come comportamento, quindi la regina gli va bene anche se non depone, se non ha una quantità enorme di ormoni. L'importante è che quando esce dalla gabbietta la famiglia sia tranquilla, chiusa, non un po' agitata dall'intervento dell'apicoltore. L'anno scorso a qualcuno è volata anche via la regina, quindi è importante, appena si toglie il tappo della gabbietta, che sia questa, che sia quella di legno, quelle che volete, sempre chiudere subito il buco del tappo con un bel tappetto di candito e poi lasciare tranquille.
Ci sono delle regine che partono subito con la covata, ce ne sono altre che partono anche dopo una settimana, 2 settimane. Dipende molto spesso dallo stato di purificazione che loro hanno fatto. In genere servono in quel periodo lì 2 voli a distanza di un giorno o 2 di purificazione, quindi loro scappano. Buonasera a tutti. Roberto Toniolo. Ti sentono? Sì. Casinato. Mirko Cettini, chi è entrato? Non è un apicoltore. Ecco, adesso parla, vedi tu. No, Quando che viene fuori che puntini non le lo so, partei via a parlare. è meglio che vada in segreta a non tenerle alte, perché avere certi comportamenti vuol dire non solo non avere risultati, ma anche danneggiare gli altri, perché una famiglia che non riesce a sopravvivere, una famiglia che ha problemi, è una famiglia che viene saccheggiata e quindi crea scompiglio nei paraggi. Domenica no, abbiamo visto la cassa dell'amico di Rovigo, no? Era evidente, scegliendo, e ho scelto quella moto. Era una cassa che era stata saccheggiata. Porca miseria, era saccheggiata, ma mi ha fatto 3 melani. Certo, appunto no. Vuol dire che era una famiglia bella popolosa, però non era andata orfana, perché c'era ancora covata morta, quindi vuol dire che era collassata per eccessiva presenza di varroa. Però ha detto le altre le ho trattate, infatti c'erano ancora gli stanghetti bagnati di ossalico liquido. Dico, vabbè, tu hai trattato le tue sperando che siano senza covata, e quelle del vicino, è vero, c'è uno di vicino, il vicino le avrà trattate dopo che sono venute a saccheggiare e a portarsi a casa una bella dose di varroa. E questo è il problema. Bisogna evitare che attraverso il saccheggio non solo si crei disordine nel proprio apiario, ma anche disordine con gli apiari vicini. C'è un mio amico che mi racconta dei suoi morti, e allora dice, ma dico, sono quelli vicino, sono le tue, no? Non ho, ma sono quelle di l'elastico. C'è uno che c'era l'elastico che non le guarda mai. Quelle sono affamate e vengono a saccheggiare le mie. È un po' difficile dare queste spiegazioni. Normalmente succede che all'interno dell'apiario, se ci sono delle famiglie che non sono state tenute pulite da varroa, sono soggette al saccheggio. Il saccheggio è un discorso che si fa sempre, gli apicoltori tacciono, però è un fenomeno diffuso in apicoltura. In realtà è legato al modo in cui si tengono le api. Se noi siamo abituati a tenere postazioni di 200 siami
togliamo in stagione i 2 o 3 che vanno orfani e allora li portiamo a casa, gli diamo un po' di covata, gli diamo un'altra regina per salvarli e così li salviamo tutti. Gli altri, se sono tutti puliti di varroa, se sono tutti alimentati alla stessa maniera, con prudenza, quindi di notte, di sera, con la quantità giusta, rimangono pari da quando vengono formati a quando sono pronti per essere consegnati. Questo vuol dire che se è possibile fare questa operazione con 100-200 siami tutti in una zona, è possibile farlo anche con 5, 10, 20 cassettine che uno ha davanti a casa sua. Quindi è solo questione, piano piano, di arrivare ad essere dei professionisti dell'apicoltura. Cioè, l'hobbista dobbiamo considerarlo andato. Non deve più esistere l'hobbista in apicoltura, ma deve essere il professionista che ha 1, 2, 3, 100, 1000 alveari. Se non mi perdo. Vai. Al posto di metterla sopra la gabbietta, si potrebbe reinserirla nella fessura dove l'abbiamo bloccata? Normalmente i telaini vanno riappoggiati perché poi loro partono con la covata. Quindi sopra serve anche per quello, che viene rimessa in ordine la famiglia, perché se tu la liberi con i telaini aperti è molto probabile che parte con la covata proprio in quella zona lì e ti fa la pendola in mezzo. E quindi ti crea problemi dopo, perché poi devi togliere, c'è la covata, la prima covata la va a fare nella pendolina, quindi insomma è meglio rimetterla in ordine la famiglia e liberarla e farla liberare da loro sopra i telaini. Tra l'altro è la zona anche più calda perché naturalmente la famiglia quando uno la smuove si agita, produce calore e il calore va in su, poi loro vanno subito a coprire la gabbietta perché sentono che è la loro regina, quindi no, direi che è la posizione migliore per l'inverno. Quindi si gira il coprifavo in quel caso. Sì, esatto, naturalmente va girato il coprifavo in maniera che ci sia lo spazio per le api per fare questa palla che fa, di calore che fanno sopra la gabbietta. Di solito quando si impiegano per liberarli? Ma normalmente quelli candito un po' duretto, ma comunque il giro di un paio d'ore è fuori. Certo che non andare a guardare dopo un paio d'ore perché c'è sempre a rischio. La regina non esce subito in genere perché è già 1 mese, 2 mesi che è dentro. Io ho visto spiato, ha preso le dimensioni della gabbietta, no? E continua a girare dentro la gabbietta e poi neanche si accorge che è aperta, quindi ci vuole il suo tempo e proprio le api le vanno lì e la chiamano, le danno con la lingua, la tirano fuori come fanno anche sulle gabbiette d'estate. E quindi la guidano verso l'uscita. C'è quella lusingua del cibo. Sento tanta gente che hanno paura di aprire e controllare le casse in questo periodo, diciamo, di temperatura abbastanza fredda. Se uno deve controllare la presenza della covata, siccome che le famiglie non sono mai più di 5-6 telaini di api, se c'è covata c'è nei 2 telaini centrali, non è che le fanno esternamente, quindi basta aprire leggermente, tirare su con una certa velocità, si vede subito se dove c'è il glomere è pulito oppure se ci sono le rosette di covata. Normalmente se c'è covata la famiglia è molto più aperta perché fa caldo e anche perché lo spazio occupato dalla covata non è occupato dalle api e quindi guardando sopra si riconosce che è la covata. Però se uno ha dei dubbi può scostare 2 o 3 telaini, guardare nella parte centrale si vede subito se c'è covata. È consigliato farlo sempre nelle ore centrali? Sì, esatto, nelle ore centrali, dopo le 10, le 11. Se è nuvoloso è un po' più freddo, però se c'è un po' di sole, normalmente l'intervento le agita un po' e quindi già producono calore, quindi
non crea grossi problemi, insomma. Per la famiglia non sia. Io oggi ho guardato Epidea, quindi non è che sono lì tutti e due, fai un po' di fumo, e tiri sul teleino, controlli se hanno a mangiare, Regina ce l'hanno perché non piangono, quindi però il fatto che si può fare con una certa prudenza, una certa delicatezza, non facendo cadere le api per terra, chiaramente il teleino va tirato su sopra gli altri telaini in maniera che se cade un'ape cade sui telaini non cade per terra, se cade nella cassa loro poi si riprendono, se cade per terra può succedere che non riesce più ad alzarsi e allora uno le va, le prende e le rimette dentro. Le api invernali, ci siamo mesi che parliamo delle api invernali, dobbiamo curarle fino a marzo. Questo periodo, Francesco, vedo tanta gente che viene a rifornirsi di candito che continua a dare da mangiare alle api. 2 parole su insistenza. Purtroppo va bene per chi vende, ma no, alimentare durante l'inverno a occhi chiusi non è un sistema per fare apicoltura, è solo un sistema per avere danni, perché sicuramente in presenza di candito le api tengono covata e quindi io so che per anche nel Trevigiano gli mettono il barattolino e vanno a ficciare tutto l'inverno perché così non muoiono di fame. No, è vero, non muoiono di fame ma muoiono di qualcos'altro, quindi non è una soluzione. E poi è un tipo di apicoltura dei secoli passati. Adesso, visto i problemi che abbiamo di sanità, l'apicoltura va fatta molto più meticolosamente di una volta, quindi chi ha le api adesso deve essere molto preciso, meticoloso e non andare o a occhi chiusi o ascoltando quello che hanno fatto i vicini, deve essere certo di quello che ha fatto lui, cioè deve aver bloccato la covata, poi deve aver cambiato qualche regina, deve aver fatto le scorte per tempo, in maniera che il periodo invernale le api uno se le va solo a guardare per divertimento, per il piacere di vedere che stanno bene, ma non per dargli a mangiare. Dargli a mangiare, da mangiare in febbraio, in marzo, in aprile, quando è il momento, allora l'alimentazione è necessaria e serve. Prima fa solo danno. Poi dovete sempre ricordare che qualunque cosa date alle api, prima o dopo loro ve lo riportano sul melario. Quindi se date cibi scadenti, porcherie, robaccia che costa poco, prima o dopo arriva tutto sul melario. Quindi è importante, per esempio, che ci sia un bello stacco tra la produzione del miele e l'alimentazione. Se una famiglia fa scorte di 10 kg di candito nel momento in cui deve crescere, cosa fa? Lo porta nel melario. Bisogna vedere cosa porta sul melario. Può portare miele che sia diversa, oppure può portare a caccia, dipende. Quindi è importante agire in una maniera corretta. E la maniera corretta è alimentarle da metà febbraio in poi. Quello è il periodo che va bene da noi. Invece di avere il misurino che si capovolge, lui ha applicato una chiave d'arresto. L'ho visto, ma vedo che ci sono due Ah, lì sarà la cornice sotto e il coprifavo sopra? C'è la cornice sotto Per non girare il coprifavo. ok. Sì, è la stessa cornice che si usa per fare il broccolo estivo praticamente. Ma si trova adesso questo periodo con le scorte scarse, cosa fare? Allora, bisognerebbe sempre avere qualche famiglia che li ha abbondanti. Adesso una famiglia le ha scarse o perché ha subito un saccheggio latente, cosa che è abbastanza frequente, oppure che uno ha valutato male le scorte 2 mesi fa. Ha valutato male tutto il resto, si trova in questa situazione. Esatto. Allora, normalmente, siccome che non è ancora periodo, noi teniamo dei favi oppure li diamo
a rubare da qualche famiglia, quando uno c'ha la figlia, no, segna quelle 2 o 3 casse che pesano molto più delle altre. E allora lì si può togliere anche mezzo favo di miele e infilarglielo in mezzo, cioè si apre il gnomone e si infila il favo. Questo per evitare che danno da mangiare adesso, partono con la covata e c'è il rischio che la famiglia cala invece di crescere. Se non parte con la covata, intanto tira avanti, cioè tira avanti fino a metà gennaio, fine gennaio. E allora in quel momento lì l'alimentazione, oltre che salvarla dalla morte di fame, serve anche per ripartire con la covata. Cioè il concetto è quello, no? Evitare di farle partire con la covata con l'alimentazione, perché altrimenti quelle famiglie lì molto spesso, se non muoiono adesso, moriranno a luglio-agosto dell'anno prossimo, sicuramente. Per il virus, poi perché riescono a sopravvivere, però fanno una bella scorta di spore di nosema. E non è che le spore di nosema, se muoiono le api, spariscono, perché loro, quando hanno covata ed è freddo, cosa che fanno? Usano per esempio le celle da fuoco, i favi laterali come cesso, vanno a scaricarsi nei favi laterali e soprattutto nelle celle da fuoco, che sono proprio lì davanti e sotto. Quindi poi sono le prime che andranno a pulire appena la famiglia si sente in forza, e andranno a pulire celle piene di spore. Quindi è un salvataggio che poi si ritorce contro. Da quello che penso io, quello che va. E leggete quello che volete. Siccome le domande servono proprio anche per dire gli errori e rimediare, se io credo che non ci si stanchi mai di dire quanto è indispensabile fare le scorte, ma il periodo per fare le scorte, Francesco, è? Sì, il periodo, diciamo sempre, dai primi di settembre fino a metà al 20 di ottobre, perché poi la regina deve smettere, fine ottobre deve smettere di fare la covata, al massimo i primi di novembre, insomma, deve smettere assolutamente. Quindi a novembre non si dovrebbe più dare candito. Da novembre in poi non si dovrebbe più dare niente, assolutamente. Io ho visitato un apiario di un amico, era ottobre, le ho guardate, le api ce n'erano abbastanza, però scorte scarse, le terrazze, cioè i laterali vuoti, solo le cornici sopra. E cosa fai? Cosa gli dici? Io dico, dici sopra dito, non è meno. Beh, diciamo, se ottobre riescono ancora ad operculare, quindi si può andare tranquillamente o sullo sciroppo. Sì, però c'è ancora tempo a operculare. Per esempio il sciroppo che hanno anche il zucchero 2 a 1, e se la famiglia ha api, magari si invecchiano un po', diventano un po' bruttine, però riescono ad operculare. Io parlo sempre di opercolare, che è fondamentale. Se adesso le api cominciano a ghiacciare, mangiano dell'alimento aperto, con tutto il lupido che c'è, quello lì è gonfio, i telaini che gocciolano. Quindi quell'alimento lì è un alimento che fa solo danni, perché le gonfia, crea sviluppo di spore, di muffe all'interno della pancia delle api. Le famiglie lì rischiano di non riuscire neanche a sternare, oppure di scaricare dentro e rovinare i favi. Bisogna che passi da essere un hobbista scadente a uscire un ovaro e che diventi un professionista. Se le posso fare i trattamenti ogni 4 giorni, si sono fatti ogni fine settimana, ogni 7, ogni 6, è un problema? Non c'è nessun problema, dipende. Il concetto dei 4 giorni, ogni 4 giorni, è perché se tu non hai ingabbiato le regine, devi fare il conto che una parte per il riscaldamento che subiscono per il trattamento, qualche famiglia parte con la covata. Allora, ogni 4 giorni vuol dire fare 3 trattamenti in assenza di covata certificata e non ingabbi le regine. Chi invece ingabbia le regine, come indicato noi, si fa ogni 8-10 giorni, quando c'è una bella giornata che uno ha voglia, oggi vado a comprare le api, che bella giornata oggi, via a comprare le api, no, si fa così.
perché tanto uno è tranquillo, sono in gabbia, quindi lo può farlo in qualunque momento. Invece se uno non le ha ingabbiate è vincolato dal fatto che una parte di regine partono con la covata. Quindi se tu ne fai uno adesso, uno fra 10 giorni, uno fra 20, qualche famiglia la becchi col secondo o il terzo trattamento che è già covata o calcolata, magari una rosetta così, non dico così, è una rosettina, però lì dentro ci sono 50-100 valori. È quello il discorso dei 4 giorni, insomma, fare i 3 trattamenti a distanza di 4 giorni prima che ci sia della covata calcolata, eventuale covata calcolata. Domande? Dobbiamo approfittare della presenza del Francesco? Una domanda sull'acido formico che era stato trattato in un corso, che esce un po' dall'argomento, però l'acido formico, come consigliato al corso, contro la cariosi e in aggiunta al trattamento con l'ossalico, le spugnette con acido possono essere appoggiate sul fondo antivarroa o devono essere inserite nell'apnea? No, noi le mettiamo sopra. Sopra l'acido formico va sempre sopra, no? Perché poi i vapori sono pesanti e tendono a scendere e non a salire. Quindi se uno lo usa anche per la varroa, eventualmente va sempre sopra. Mentre un'altra domanda, è possibile far sopravvivere la famiglia senza prodotti, solo con il blocco? Beh, il blocco serve per far emergere tutta la varroa. Dopodiché è vero che se per esempio una famiglia, noi capita che rimane senza covata d'estate, poi uno gli dà la regina, la famiglia riparte, neanche te ne accorgi che c'è differenza. La differenza la si vede nella caduta del primo blocco. Questo significa che in estate, se c'è una sospensione di covata, per esempio perché una cassa va orfana oppure uno taglia l'ala, la regina si perde, poi c'è una sospensione della covata, comunque la varroa ne risente, quindi cala nella sua riproduzione. Però se uno fa il blocco e poi non gli fa niente, ciao ciao, appena la regina riprende a fare covata, loro sono tutte quelle lì sane e morbide, pronte per infilarsi sotto e riprodursi. Quindi il blocco chiaramente è in funzione di un trattamento che sappiamo essere naturalissimo, quindi non abbiamo neanche la scusa di dire che per ora non possiamo fare agricoltura biologica, perché solo quella si può fare, anche se sa essere iscritti al biologico, perché è più naturale di così. Oltretutto non c'è il problema che i prodotti vanno nella cera, poi vanno nel miele. Se voi guardate le analisi della cera di Vicenza di un paio d'anni fa, è quella che c'è in giro per l'Italia, insomma, cioè siamo a quantità 10-100 volte più di quelle che sarebbero permesse nella cera come residui di prodotti utilizzati contro la varroa. È il mio amico, sì. Questo è il segnale che comincia la ripresa, giusto? Sì, quando arriva lui sì, e comincia a bucare le casse che pieno di fame. Un'altra domanda. Questo qua è il picchio, ce n'ho un altro a casa che mi rompe, che continua a tornare alle casse. L'altro giorno è venuto in capannone, quello verde, che è molto bello grosso. Si vede che pensava in capannone ci fosse chissà chi. Si sa mai. Un'altra domanda, Davide chiede se abbiamo fatto l'acido ossalico a novembre in blocco di covata. Quando si può fare un sublimato? Se c'è covata cosa si può fare? Si è fatto il blocco di covata, ma il blocco di covata nel senso che tiene la gira in la dieta o quello di luglio intende? Ma a novembre presumo il blocco di covata, in assenza di covata presumo. Se un blocco di covata, comunque in novembre ci può essere covata, però dopo 10 giorni o al massimo 20 se proprio una famiglia è stronza, covata non ce n'è più, quindi può ripetere il sublimato 2 o 3 volte senza problemi.
Sicuramente che qualche famiglia, magari uno che ha alimentato fino a tardi, uno le va a fare il blocco i primi di novembre e c'è ancora covata, perché è sempre legato all'alimentazione che viene ritardata. Se invece non la fa al momento giusto, trova le famiglie pacifiche, tranquille, senza covata. Simone invece chiede tra ossalico e formico qual è il meno dannoso e più efficace per la famiglia. Diciamo, il formico ha dato risultati alterni nel mio utilizzo e sento anche nell'utilizzo degli altri, perché è un evaporante e quindi ha molte variabili: forza della famiglia, temperatura esterna, temperatura interna, importazione, esposizione al sole, perturbazioni che passano, quindi tutto influisce sull'evaporazione. L'ossalico, diciamo, lo misuriamo, sappiamo comunque che ha un'efficacia già verificata, sia quello liquido nelle dosi consigliate, sia quello sublimato, che tra l'altro si può ripetere impunemente per 3-4 volte senza creare danni alla famiglia. Il formico deve stare attenti, perché anche quest'anno qualcuno si è trovato le api sugli alberi, per cui bisogna stare attenti e non rischiare, perché ci sono mille prodotti pubblicizzati, perché si legge un mare di gordo. Normalmente è gente che poi le api le compra, quelli che scrivono, che parlano di invenzioni nuove. Non mi può dare una definizione la più scientifica possibile della malattia nosema? Sì, il nosema è una spora, è un protozoo che si conserva come spora e quindi come spora è molto resistente, si rimane nei favi, nelle pareti dell'alveare. Ma perché nasce? Quando l'ape lo va a succhiare attraverso l'alimentazione scadente o a cutire gli scarichi fatti dalle api ammalate, questa spora, quando entra a contatto con le cellule epiteliali dell'intestino, si risveglia, emette un filamento e si attacca alle cellule. Ma è una diarrea. No, calma. Lo si attacca alle cellule. Cosa succede? Che trasferisce il suo DNA dentro le celle dell'intestino e lì riprende la riproduzione. Allora, noi vediamo che le api nosemotiche, se noi andiamo a aprire, ho fatto vedere foto, circolano in giro, si aprono e si vede che l'intestino, invece di essere bello marroncino, diciamo, cambia colore dall'ape giovane all'ape vecchia, però su un'ape invernale deve essere un bello marrone. Diventa un filamento bianco, vuol dire che le spore, riproducendosi, hanno mangiato praticamente tutte le cellule che componevano i muscoli dell'intestino. A quel punto lì l'ape, per sopperire a questa sottrazione di sostanze, si alimenta moltissimo, si gonfia e in parte non riesce a volare, quindi cade per terra, in parte comincia a tremolare e in parte, alimentandosi tantissimo e non riuscendo a volare, fa delle scariche che possono essere interne o anche esterne sul predellino, sulla facciata. Quella è la fase finale, diciamo, di questa malattia, quando che l'ape ormai ha l'intestino distrutto e mangia senza riuscire a digerire e aver nutrimento da quello che mangia. Adesso capisco il significato finale dell'escremento dovuto a questa forma. Esatto, sì. Perché si vedeva che... Sì. Ma una volta non era così. No, quando il nosema c'è sempre stato. Sì, ma non era invalidante. Diciamo che se una famiglia, per esempio, riesce a lavorare fino all'autunno, trova il miele, non trova 500 insetticidi, chiaramente è più robusta, ha più difese e anche si purifica, si libera da queste spore.
noi prendiamo una stagione come quest'anno in cui le api per 5-6 mesi non fanno niente. Succede che c'è un contatto continuo tra le api adulte che non muoiono mai, non ha niente da fare, e le api giovani. Normalmente le spore hanno la riproduzione proprio sulle api adulte. Il contatto continuo, anche solo attraverso la trofallassi, cioè il passarsi il cibo, fa sì che si passino le spore. Poi c'è un contatto tra api che dovrebbero morire lavorando e quindi eliminare gli individui ammalati, deboli, che non stanno bene, e da una parte essere le api giovani che sono protette dal fatto che quelle vecchie escono. In realtà si stanno sempre a contatto, c'è un passaggio non solo di nosema, ma il nosema è il nostro, ma anche il nosema cerane, e di tutti i virus che poi infettano la famiglia, che una volta c'erano, che però non erano provocati nel loro sviluppo dalla presenza della varroa. Adesso che c'è la varroa che fora proprio lo scheletro delle api, quelle punte chiaramente diventano preda di tutti i virus e di parassiti possibili e immaginabili. Possiamo dire che la varroa più che in sé, che si vede anche addosso alle api, perché io mi ricordo che quando ho cominciato vedevo delle api che avevano qualcosina qua, e mi ha spiegato che era la varroa. Ma non è pericolosa per questo meccanismo, ma come meccanismo di trasmissione dei virus. Certo, infatti continuiamo a predicare costantemente che le api non è che muoiono di varroa, muoiono per i malanni, per i problemi che la varroa crea alla famiglia. Quindi quando diciamo che non deve la famiglia arrivare oltre 1000 varroe, quando io l'ho vista e l'ho trattata i primi anni, quindi 35 anni fa, ne cadevano 10.000 varroe. Adesso una famiglia non arriva neanche a 10.000, è morta molto, molto prima, è morta. Proprio per quel motivo lì, che le api si indeboliscono, viene depresso il sistema immunitario, si ammalano di tutto, escono e rimangono fuori, scompaiono. Ma quando io ho cominciato, la varroa veniva combattuta soltanto dalle strisce. Si bagnavano di base. Sì, erano i trulli, gli agricoltori per salvarsi, sì. E lì si vedevano cadere. Adesso no, le strisce dite che non bastano più. No, perché appunto no. Quella che vedeva lei cadere era la varroa Jacobussoni. Invece noi adesso abbiamo la varroa Destructor, che è un'altra roba. Cioè, è la varroa che noi in 30 anni di trattamenti abbiamo selezionato. Ah, non è più quella varroa No, quando lei va ogni anno a inserire i insetticidi, cos'è che fa? Fa morire delle varroe che sono sensibili ai insetticidi, però c'è una piccola parte che non è sensibile. Quelle lì vanno piano piano a crescere, si riproducono e poi vanno a sostituire tutte quelle che sono pronte a morire, quelle che sono pronte a morire sono già morte e rimangono quelle che non muoiono con niente. Però è un'operazione che abbiamo fatto noi, cioè abbiamo fatto una selezione all'inverso che ci sfavorisce. Abbiamo salvato le api, però abbiamo selezionato una varroa che è feroce e tremenda. Mi pare che sia un esempio ottimo per spiegare il coronavirus. Guarda, ci pensi. I virus li avevo sempre avuti, però ce n'è uno che adesso ha preso il sopravvento. Voglio dire, quando si violenza in qualche modo la natura, soprattutto di microorganismi, il risultato si vede. Certo, solo che con la varroa non si poteva lasciare morire tutte le api, perché in realtà mentre la ciarana, che diciamo l'ospite d'élite della varroa, perché ce la va sempre. Cos'è sta ciarana? L'ape ciarana è un'ape simile alla nostra che vive in India, nei paesi dell'extraoriente, che è un po' più piccola, meno produttiva, che però con la varroa c'è sempre convissuta. Lì tra l'altro va quasi esclusivamente nei fuchi, riesce a rotarsela via, quindi
danno alla famiglia non ne fa. Però come sempre la ricerca, che non è per l'apicoltura ma a danno dell'apicoltura, come ha fatto quella Dansoni, cioè lì ha incrociato la ligustica con l'africana, lì invece hanno portato delle api mellifere nel tentativo di migliorare la produzione e si è creato un passaggio della varroa dalla ciaranna alla mellifera. La mellifera non ha nel suo patrimonio genetico, non è scritto niente di difesa dalla varroa, per cui è completamente incapace di difendersi. Poi da lì, come dico sempre io, le api si toccano con le ali, è salita su per la Russia, ha fatto il giro e è arrivata dappertutto. Sostanzialmente un po' da sola, un po' portata dagli apicoltori, le api ci vorrà, non lo so io, un bel po' prima di riuscire ad avere delle api che piano piano le riconoscono per difendersi. Per ora, per l'ape non la riconosce, è come vedere una fumica che cammina su un alveare, le api la partono, neanche gli interessa, è uguale, è mortale. È mortale perché se gli apicoltori non le ammazzavano saremmo senza api. Sì, infatti è strano che un'ape, che è un animale con 100.000 capacità, risorse sensoriali, di memoria, eccetera, non riesca a liberarsi di un acaro, perché ora è un acaro, che sta sulla groppa. Sì, però non è descritto nel suo patrimonio genetico e quindi non lo riconosce come un possibile pericolo. Sì, come hanno maturato la pecerana la capacità di toglierla, anche le nostre. Peccato che fra 1 milione di anni noi non ci saremo, a vedere se è vero. È già il momento, quello sì, di verificare com'è la situazione. Quindi si apre la famiglia in fretta, si verifica la quantità di covata, se la covata è regolare, se è bella compatta, si capisce dalla covata se la famiglia è bella sana e forte, quindi in grado di crescere bene. Dopodiché, normalmente in quel periodo, se sono invernate bene, non avrebbero bisogno di cibo, però noi diamo lo stesso il candito. In questo caso il candito e non il liquido ha una funzione di riscaldare un po' la famiglia in maniera che allarga un po' di più la covata. E quella covata lì è quella che poi ci troviamo api giovani abbondanti fine marzo, primi di aprile, ed è quella covata lì che o ci fa produrre un po' di più del normale, oppure che possiamo utilizzare per fare famiglioli nuove. È importante quando si hanno delle belle famiglie, in parte programmare il movimento, e ne parleremo prossimamente, ne abbiamo già fatto tante volte. Quindi livellare vuol dire usare covata dalle famiglie più belle a quelle un po' più indietro, e nel tempo programmare la produzione di qualche sciametto. Sciametti, dico sempre, non fateli in agosto, non fateli dopo il castagno, ma fateli metà aprile. Infatti a metà aprile rischiano quasi quasi di diventare famiglie in produzione, da quanto belli che vengono. Quando li fate, li tenete da parte, dovete organizzarvi e tenerli da parte, non una cassa uno sciame, una cassa uno sciame, tenete da parte, aspettate che l'argilla sia feconda e cominci a deporre, dopodiché li fate un bello salico. La famiglia lì cresce tutta la stagione senza problemi e arriva in autunno senza bisogno di nessun intervento. E questo è fondamentale, perché
arrivare con una famiglia che ha la forza di costruire, gli si dà panicere, gli si dà alimentazione e costruisce, vuol dire integrare e nel contempo avere regine nuove, avere famiglie che un altro anno diventeranno molto, molto produttive. Chiaramente uno fa gli sciamenti prelevando, utilizzando materiale genetico il migliore possibile, quindi non facciamo come si consigliava una volta, come fanno ancora tuttora in Sicilia, che prendono e dividono le famiglie le più scarse, quelle che non vanno a melario, quelle che non vengono avanti. È un errore. Bisogna fare i sciametti togliendo covata e genetica dalle famiglie migliori. In quel caso lì avremo la certezza che avremo delle regine buone, delle regine che fanno api sane e che quindi hanno una bella spinta nella crescita. Dividere famiglie bianche, scarse, che non vanno a melario. Se no, come dice la regina di valore? Normalmente quello che succede, un apicoltore che lavora bene normalmente ha le regine controllate, quindi può capitare che ci sia una regina stravecchia che fa le rosette di covata e allora lì, vabbè, quella lì non andrà mai a melario. Però quasi sempre succede che le api non stanno bene, non sono a posto, oppure non c'è una genetica buona. In quel caso di dividere vuol dire aumentare situazioni di pericolo, perché sciamenti derivati da famiglie deboli, magari un po' cariotiche, magari un po' rosamotiche, magari un po' calciotiche, cosa che avviene tutti i giorni, vuol dire aumentare la possibilità di malanni. Voi provate a dividere in 3-4 una famiglia che ha covata calcificata, vediamo cosa viene fuori da quei 4 sciami che fate. Viene fuori uno schifo mortale che dovete bruciare tutto, no? Perché la divisione non fa altro che ampliare problemi sanitari. No, però normalmente quando una famiglia che ha una regina normale non riesce a riempire la cassa, non riesce ad andare a melario, sicuramente ha dei problemi. La quadra calcificata non serve al microscopio a vederla, la si vede benissimo, però tante altre malattie, tante altre situazioni non a posto si vedono, diciamo, indirettamente guardando la capacità della famiglia di star bene, di reagire alla situazione esterna. Se la famiglia reagisce, parte, porta, cresce, alleva, è un discorso. Se la regina sta lì, la famiglia sta lì e pipa, vuol dire che non è in salute. Secondo me non è in salute. Poi uno può fare quello che vuole, dico quello che penso io. È ovvio. Se una regina nuova magari riesce oppure no? Ma sicuramente, però io ho visto famiglie calcificate con regina nuova che facevano 90 quadrata, calcificata quadrata, insomma, quindi non è che ha risolto il problema. Quindi si è amplificato il problema, a meno che uno, per esempio, non abbia delle regine che ha già visto che sono resistenti alla covata calcificata, allora magari quelle le utilizza se ha delle regine che magari fanno qualche celletta, però non sono così gravi, le può sostituire con quelli invece che puliscono bene. Normalmente, quando c'è tanta covata calcificata, la medicina è il fiammifero e dividere 1, 2, 3 famiglie sane, perché quando il micelio della covata calcificata si è infilato dentro nel pavo, lì non c'è santi di farlo fuori, continua a fiorire all'interno e far calcificare larve sempre nuove. La causa della covata calcificata ha detto che è un micelio. Sì, la covata calcificata è un fungo e ha una spora come tutti i funghi, no? Allora, le spore trasportano le api attraverso l'alimentazione, ripulendo i sassolini che ci sono, però noi sappiamo che i funghi, oltre a avere un effetto esterno che produce le spore, hanno anche un micelio. Questo micelio cammina all'interno del favo. Noi sappiamo che il favo, appena lo mettiamo, è un foglio cereo bello nudo, ma dopo un turno di covata c'è bozzolo e in mezzo c'è uno spazio libero per tutti. E lì dentro, fra bozzolo e bozzolo, il micelio cammina tranquillamente.
e si ripresenta senza... Bene. Beh, questo andiamo sul questo va no. andiamo sul candito, sulle cose che Sì, sì. si fare dopo. Vabbè, ne riparleremo comunque. Ne parliamo. Sì, dimmi pure. Ma lei diceva nel caso delle rosette scolare di due api, no? Non c'è problema dopo muoiono, perché lei dice che se casa... Ti ho detto, bisogna agire solo per la famiglia. Tu puoi sbattere le api, devi... Sentono il richiamo del calore della famiglia quando tu li chiudi loro piano piano camminano e vanno verso il biomare. No, dentro la famiglia no. Non ho mai visto anche lavorando col ghiaccio. No. Come dici? Stavo sempre una bella giornata. Sì, certamente è chiaro che no. Se c'è nuvolo che fa 3 gradi. Comunque la giornata di ieri, oggi un po' meno, ma ieri si poteva tranquillamente nell'orario da mezzogiorno alle 2 controllare sempre con lo stesso sistema che spiega Francesco di una certa velocità, cioè non mettersi lì, aprire da mangiare il panino e dopo ritornare, no? Però una cosa, un passaggio veloce si poteva fare tranquillamente, anche chi doveva fare ancora il secondo o terzo trattamento con lo salico, era una giornata stupenda perché adesso domani mettono un po' un peggioramento, abbassamento di temperatura, quindi anche in apicoltura in questo periodo dobbiamo approfittarne del giorno ideale per fare questi interventi. Volevo dire un'altra cosa, collegandomi sempre a Francesco, l'importanza che continuiamo a dire dell'alimentazione dopo il blocco di covata, ossia fino a settembre, ottobre, avere le casse con ottima scorta, con ottime scorte e dopo cessare. Io mi sono trovato assieme a Francesco a visitare, perché sto sempre imparando e copio, rubo da Francesco, e quando dopo le casse sono belle con molte scorte, quando noi facciamo l'intervento di invernamento, che andiamo a stringerle, se abbiamo le casse con molte scorte, Francesco ha sempre una cassetta di polistirolo a fianco, prendi i telai, quelli che sono in più, a secondo l'esperienza da lasciare dentro, e se li porta a casa. Quindi non succede quello che hai spiegato tu prima, che si trova in novembre con le casse vuote, senza scorte, ma se ha dei telai in casa di scorte si possono tranquillamente inserire in mezzo. Quindi è molto importante l'alimentazione farla al momento giusto, in modo da arrivare nel periodo di sospensione che le casse siano a posto. E se c'è da fare l'invernamento, portare la casa su 6, su 7 al massimo, i telai che sono in più pieni di scorte, non che hanno una fascetta in cima soltanto, ma siano telai belli pieni, si tolgono tranquillamente, si buttano giù che poche le api, se ci sono, si mettono una cassetta di polistirolo, si porta al magazzino, quello è oro colato, giusto Francesco? Quindi io vedo qualcuno in associazione che viene lì a chiedere, prende 1 chilo di candito. Qualcuno addirittura ha detto un giorno, ha chiesto se non c'era mica confezioni da mezzo chilo. Faremo anche 250 grammi, non so. Cioè in apicoltura bisogna anche investire per avere un ricavato. Quindi nel periodo fino a ottobre più o meno
non avere paura di dare i 2,5 kg ripetuti per 2 o 3 volte, che Francesco e tanti altri, l'alimentazione parliamo di 8, 9, 10 kg per cassa, non 10 casse, 1 chilo a testa, 10 kg per cassa, però dopo non facciamo più niente, ci sono le sue scorte tranquille e se sono in più, quando andiamo a stringere si può togliere. O si mette il laterale, in caso di bisogno loro se lo vanno a prendere, però avere a casa dei telai con delle scorte, belle percolate, è una ricchezza per l'apicoltore. Domande ancora? Passa. Ce ne sono un po'. Allora, Francesco, leggo le domande e mi scuso con quelli che si sono collegati perché c'è stato un momento in cui i microfoni si erano staccati. Spero che adesso ci sentiate. Leggo alcune domande che nel frattempo abbiamo fatto, ma sulle quali comunque mi sembra che Francesco abbia dato anche già risposta. Davide chiede: se abbiamo fatto acido ossalico a novembre in blocco di covata, quando si può fare un sublimato? Se c'è covata, come si può fare? Mi pare che hai risposto. Sì, per cui si fa il sublimato, come ha detto prima Francesco, e se c'è covata o si ingabbia la regina, ma siamo troppo tardi per ingabbiarla, si toglie il favo con la covata e si fa il sublimato. Quindi si fa il sublimato in assenza di covata perché in quel caso è efficace. Simone, tra ossalico e formico qual è il meno dannoso e più efficace per la famiglia? Mi pare che abbia risposto già Francesco, quindi l'ossalico perché il formico è troppo condizionato dall'andamento climatico e poi corrode tutta la ferramenta. Matteo, se su 6 telaini la regina depone su 2, tolgo i 2 telaini o sporchetto la covata? In che condizioni si sporchetta la covata? Anche su questo Francesco lo dico io, ha risposto prima dicendo non è il caso di sporchettare la covata, anche se trovate su internet, lo trovo anch'io in questi commenti, di sporchettare la covata, perché comunque nel momento in cui sporchetti la covata la varroa comunque scarpella in giro. Quindi conviene togliere i 2 telaini e toglierli dalla cassa e fare il trattamento. Si sente, Marisa, forse ho capito male, dice Denis. Ho fatto il blocco a luglio, tutto ok. A fine ottobre, 2 casette piene, ho rifatto l'ossalico e adesso ho visto le casse quasi vuote. Aiuto. Perché? Perché ha fatto 2 volte l'ossalico? Ha fatto liquido a ottobre. Mi pare di capire che ha fatto il gocciolato ad ottobre, sì. E quindi Il gocciolato è sempre da evitare sulle api invernali per principio. Poi ci sono tante variabili, perché bisogna vedere quante ne sono cadute. non venivo fidato. Non ho più. No, sto di. Chiedo il posto volentieri. Allora, bisogna vedere quanta varroa è rimasta dopo il trattamento estivo. Poi bisogna non dimenticare le altre malattie. Non è che non ci siano, cioè noi ci sbattiamo per controllare la varroa, però c'è il nosema, ci sono 2 tipi di nosema, c'è la cariosi, sono malattie che vengono camuffate dal problema varroa, però insistono. Io questa primavera ho preso uno sciame non così grande che è capitato su una postazione
L'ho preso perché ho detto queste qua poi cominciano a litigare con le mie. L'ho preso, ho messo su una cassettina, l'ho portato a casa, gli ho messo foliceri e penso che dopo una settimana ho controllato che c'era la regina, tra l'altro una regina brutta sopra, e le api erano talmente accariosate che non riuscivano neanche più a uscire dalla cassetta, quindi sono sciamate, diciamo, scappando di casa. Questa è la prova che, per esempio, la cariosi c'è. La cariosi c'è, è difficile vederla d'estate, però in autunno, quando gli acari escono dalle trachee delle api giovani e si installano sui muscoli alari delle api invernali, se sono pochi la famiglia cala e uno non se ne accorge, però se l'infestazione è forte, a un certo punto le api escono e non riescono più a rientrare, perché questi acari indeboliscono a tal punto i muscoli alari che le api non ce la fanno più a volare. È possibile vederla qualche volta perché magari intaccano solo un'ala piccola o un'ala grande, quindi queste api sono aperte a cappa e fanno un rumore particolare quando le api volano. Però il tempo che uno si accorge di questo, e può avere un po' di esperienza per accorgersene, la famiglia è già andata, cioè le api escono e scompaiono. Per cui il fatto di controllare bene, ammesso che non l'abbia fatto, controllare bene la varroa, non ci esime dal controllare o da capire o da cercare di riconoscere anche tante altre malattie che magari sono meno evidenti, però qualche danno lo fanno. Filippo, ma nel blocco di covata invernale, incambiando la regina ai primi di novembre e lasciandola dentro la gabbietta fino all'Epifania, praticando i 3 sublimati ogni 3-4 giorni, diciamo, non rischiamo di indebolirla dato che il trattamento è comunque forte per le api? Infatti diciamo di fare sublimato per quello, perché il liquido brucia molto, e infatti vediamo sulle famiglie estive qualche volta dimezza le api, quindi lo sconsigliamo sulle api invernali, mentre il sublimato almeno fino ai 3-4 trattamenti, vediamo che le famiglie non subiscono cali significativi e quindi riescono a passare l'inverno e ripartire senza problemi. E poi Filippo chiede se i telai che si portano via, e presumo siano quelli che si diceva prima che hanno una rosa di covata per evitare di sfocchettarla, si pongono in freezer, giusto? Allora ha già risposto prima, sì, ma con le temperature che ci sono oggi si possono anche lasciare fuori vicino alla casetta perché tanto siamo sotto zero, però se no l'ideale è meglio portarli non vicino alla casetta, che è oscura, portarli via e lasciarli fuori da qualche parte. Sì, perché ho capito che qualcuno ha il dubbio, giustamente, di togliere scorte. Allora, quando il favo ha fatto una notte sul freezer, no, nel freezer, lì è morto tutto. Quindi lo si può tranquillamente riappoggiare, dopo il trattamento, riappoggiare di lato alla famiglia. Io l'ho fatto con 2 o 3 favi, ho visto, li ho tolti questi giorni, li avevano puliti anche della covata morta, e si erano tolte anche il miele e portato in mezzo, quindi si recupera tutto. L'importante è che quando si fa il trattamento non ci sia covata percolata. Quindi meglio il freezer. Il freezer opera rapidamente, sappiamo che il giorno dopo è morto tutto, e dopo i favi si possono riaggiungere alla famiglia dopo il trattamento, quindi si riaggiungono scorte. Ecco, tieni il microfono. Se domani faccio, chiede Elisa, se domani faccio il sublimato, cioè domani, non è troppo freddo? Punto di domanda. La temperatura per fare il sublimato? Beh, bisogna che ci sia un po' di sole, normalmente a 6-7 gradi il sublimato si può fare perché dentro non è così freddo, poi anche se la famiglia si apre
quando è freddo si apre non esageratamente e quindi poi si richiude prima di sera. Ok, Daniela, non ho capito quando potrebbe essere il momento più opportuno per fare il sublimato, ma mi sembra che lo hai già. Sì, vabbè, sempre, basta che ci siano almeno 6-7 gradi. Abbiamo esaurito le domande della chat. Saluto anche Matteo Villa che da Verona si è collegato. Ciao Matteo. Bene. Domande in sala magari. Allora, dico io un paio di cose. Domande in Così sala, ancora chiuso tutto. dopo ci avviamo alla conclusione. In questo, vediamo se... forse qua non fa effetto. In queste settimane io, Mina e qualcun altro abbiamo girato per fare qualche trattamento di sublimato quando ce lo veniva chiesto e così abbiamo avuto modo anche di vedere un po' di errori. Allora, non fatevi problemi, lo dico a quelli che sono a casa, cioè, contattate l'associazione quando avete bisogno e se riusciamo veniamo, diamo un'occhiata. Non tutti possono avere la disponibilità dell'esperto Massimo che è il Campese, però insomma, qualcosa abbiamo imparato anche noi da lui. No? Però ci sono degli errori che sono abbastanza comuni. Questo fa venire il dubbio sulla comunicazione, forse spesso nei corsi, e probabilmente ne hanno risentito i corsi online, no? Perché in presenza è diverso. Online non si riesce forse a recepire tutto quello che viene detto, però dobbiamo probabilmente noi non stancarci di ripetere alcune cose, e sono queste. L'alimentazione va fatta, come ha detto prima Francesco, settembre, cioè da quando si finisce il blocco di covata, agosto, settembre, ottobre, bisogna non stancarci di dare da mangiare alle api, in maniera che riempiano tutti i favi di scorta, se no succede, come li abbiamo visti anche noi in questo periodo, sono andati a visitare qualche famiglia di qualche apicoltore novello, ecco, e a ottobre aveva i favi completamente privi di cibo, cioè, lì, ma proprio non c'era una goccia di miele. E le api ovviamente pian piano, cioè la regina era andata in blocco, non perché era freddo, ma perché non aveva cibo, perché la regina va in blocco perché fa freddo, perché la mettiamo nella gabbietta, o perché non c'è cibo. Se non ha niente da mangiare e fuori non ne trovano, la regina si blocca. È chiaro che quella casetta, per l'alveare, ha qualche giro di covate in meno, cioè ha meno api invernali, quindi non bisogna stancarsi. In quel caso anch'io, come hai fatto tu, ho dovuto dire senti acqua e zucchero subito, perché bisogna farle sopravvivere subito, perché non aveva... Però ovviamente la famiglia, da quanto grossa era, è diminuita. Quindi questo era uno degli errori, bisogna veramente che nei corsi dove hanno iniziato a giocare, lo diciamo veramente, il periodo di fare scorte è agosto, settembre, ottobre. Dopo dipende ovviamente dal territorio e anche magari dagli errori che facciamo noi. Cito il mio caso, a Asiago, 4 casette, a Ferragosto ho tirato giù il melario pieno, era strapieno di miele. Ho fatto l'errore di non metterne su un albero perché pensavo che la stagione onestamente ad Asiago fosse finita a Ferragosto. Sono andato a guardarle dopo un mese, 15 di settembre, non c'era posto per mettere giù covata, cioè erano strapiene di miele. Ergo, se avessi messo uno o forse altri 2 melari, li avrebbe sicuramente riempiti. Li ho abbandonati lì per altri 2 mesi e mezzo, quindi ecco, non occorre avere sempre la fame di andare a guardare le api. Sono andato a vederle domenica, sotto la neve peraltro, ma so, ho detto vediamo se sono vive, non si fa, lo so, non si apre la casetta con 2 gradi, però bisognava vedere almeno il coperchio se c'erano, e sono ancora strapieni di scorta. Ecco. Quindi in quel caso non ho dovuto dargli da mangiare settembre-ottobre, ma ho perso 2 melari, ecco, questo sì. Altro errore, quando mettete via l'acido ossalico, se ve lo fate,
magari se è quello in polvere, no? Non l'api bioxale, lo avete messo sì, mettetelo su una scatola e ricordatevi di scrivere acido ossalico, perché se in quella scatola invece mettete altre cose e poi li usate come sublimato, non so cosa succede, non svelo nomi, però il nostro agricoltore nel nostro territorio ci sono morti di quanti già 20 alveari seccati, quindi capite cosa sono 20 alveari. È venuta in una situazione a dire: ma io ho fatto il sublimato, me l'avete dato voi, e quando Gianni ha aperto il coperchio del sublimato, un profumo da timolo, quindi lui ha fatto il timolo sublimato. All'inizio le api sono andate in giro dappertutto, perché solo mettere qualche pastiglia di timolo, no, come api varroa, se si esagera, le api sciamano. Figuratevi fare il sublimato col timolo. Prima sono scappate e dopo sono morti. 20 alveari morti. Quindi attenzione quando mettete via le cose, doveva scrivere timolo e invece l'ha messo nel barattolo del sublimato e non si è ricordato che era il timolo. Il timolo si sente anche il profumo, però evidentemente aveva raffreddore. No, però quando il trattamento estivo, altro errore, però abbiamo il maestro qua che dice il trattamento estivo lo si può fare, quindi il blocco di covata estivo, solo fino a una certa data, non andare oltre. È un caso recente, no, di un amico, di un ragazzo che ho visto domenica, 4 alveari che c'erano lì, 2 erano vuoti, morte, e gli altri 2 un po' ridotte, ma mi spiegava che ha fatto il blocco di covata a settembre, anche inoltrato. Cosa significa il blocco di covata a settembre? Che nel momento clou in cui le api devono fare, cioè la resina deve deporre, la covata, le api invernali che nascono, le api invernali, sono mancate completamente quelle api invernali, perché abbiamo tenuto ferma la resina per 21 giorni, quindi siamo arrivati a ottobre, poi il tempo che nascano le nuove api, altri 21 giorni, per cui le api invernali hanno cominciato a nascere a fine ottobre. Non ce n'erano più api invernali, per cui ce n'erano pochi, non sufficienti a mantenere la famiglia viva, e infatti 2 famiglie erano morte su 4 e gli altri si erano indebolite. Quindi, anche se si diceva prima, è meglio fare il trattamento, scusate, è meglio fare il blocco di covata, no, estivo, e poi fare lo salico, ma se si arriva troppo tardi, piuttosto che fare il blocco di covata a settembre inoltrato, meglio non farlo e mettere eventualmente qualche striscia. Ecco, quello è uno dei casi in cui dico meglio mettere qualche striscia per evitare di trovarsi senza api, perché il blocco di covata è meglio farlo a luglio e massimo inizio agosto, insomma, non più in là, perché dopo succede questo. Queste sono delle cose che si però le mettiamo senza fare i nomi, perché non è giusto, ma le raccontiamo queste cose, perché così, soprattutto anche da quelli che sono collegati online, che sono magari oltre che voi un po' alle prime armi, ma guardate, non solo chi ha le prime armi, perché gli errori li facciamo anche noi, l'ha detto anche Francesco, insomma, capita. Quindi mettiamo a disposizione queste esperienze positive e negative perché impariamo tutti e le condividiamo, perché è solo questo il metodo per far meno errori, non perché non ne facciamo più, ma per farne meno, ecco, del futuro. In ogni caso, chiamateci, come dicevo prima, chiamate Giovanni in associazione, noi se siamo disponibili, ecco, veniamo, guardiamo. E l'ultima cosa è non esagerare nei trattamenti. E arrivo alla conclusione. Quando si fa parte di un'associazione, è la prima volta che mi sentivo dire queste cose da Francesco e da Milan, no? Quando ho iniziato questa esperienza, dicevo, ma perché mi dicono questo? Cioè, non guardate, mi invitavano, ecco, arrivo
mi invitavano a guardare sì internet, ma con moderazione, non, e fidarsi soprattutto di quello che dicono gli agricoltori più esperti che sono in questa associazione. Perché poi l'agricoltore è un po' come il pescatore, come i cacciatori, no? Guardiamo dappertutto, ci allarghiamo, abbiamo visto magari uno in internet ha fatto una cosa, allora la facciamo anche noi, no? E arriviamo all'assurdo che non riusciamo poi a filtrare più. Allora, qui diamo degli input, no? Poi ognuno è libero di seguirli o di allargarsi o di fare giustamente quello che vuole. Però vi porto un esempio per dire, non so se ve l'ho raccontato anche l'altra volta, però si arriva anche all'assurdo a volte. Altro caso di moria importante di alveari, ma poi parlando per verificare un po' la situazione, blocco di covata estivo, acido ossalico gocciolato, sublimato, acido ossalico gocciolato, sublimato, acido ossalico sublimato e ancora un'altra volta. Cioè, alla fine le ha talmente pulite, ecco, sono state talmente pulite che non c'erano più api, ecco, perché quando si esagera troppo anche con i trattamenti si ottiene l'effetto che non solo muore la varroa, ma muoiono anche le api. Ecco. Quindi non bisogna andare... Ma perché questo? Perché magari guardando anche in qualche, magari in libri no, però guardando magari in internet qualche filmato o altre cose, si viene presi dalla preoccupazione, dobbiamo assolutamente uccidere la varroa a tutti i costi, però rischiamo di uccidere le api. E quindi concludo con una conclusione che non è mia, ma è di Francesco, che dobbiamo far morire, cioè, prima o dopo inventeranno qualcosa per la varroa, ecco. Però dobbiamo conviverci. Non dobbiamo arrivare proprio ad avere zero varroa, perché quando arriviamo a zero varroa probabilmente non abbiamo api, ecco, cioè bisogna, a forza di trattare, bisogna conviversi. E per conviversi qua abbiamo degli esperti che nella loro vita hanno sperimentato sul campo tante cose, quindi quando Francesco dice d'inverno non fate l'ossalico gocciolato perché l'abbiamo provato, è meglio il sublimato, perché ustiona meno le api, e che devono poi asciugarsi dal gocciolato e quindi fuori fa freddo, come dall'altro lato fare il sublimato in estate è meno efficace per l'umidità, per le cose, per il clima che c'è, non è efficace come il gocciolato. E noi abbiamo la fortuna di avere chi ha sperimentato queste cose, poi noi speriamo, il giudice, di convincerlo a scrivere un libro, no, delle sue esperienze, no, perché continuiamo a dirglielo prima o dopo. Però lo dico perché sono stato, e chiudo veramente, sono stato a un congresso, una commissione tecnica dell'UNAPI a Napoli la settimana scorsa. E come sempre ne ho tratto due lezioni, una sul Veneto, no, un po' poentoni, lo dico io, e una però sulle nostre grandi capacità. Allora, c'era Astromiele, Api Lombardia, cioè tutta una serie di associazioni, perché era una riunione nazionale delle varie associazioni e dei tecnici di tutte le associazioni d'Italia, che hanno portato, ma bellissimo, cioè, non solo le foto così, cioè i grafici, le slide con tutto uno studio di campionamento sull'utilizzo dell'acido ossalico, del glicerolo, del formico, e quindi tutta una serie di studi e di sperimentazioni con il conteggio anche elettronico della varroa per vedere quante effettivamente ne cadevano, e peraltro tutti, ecco la lezione, no? Bisogna vendere bene le cose, tutti finanziati con contributi della Comunità Europea a questi studi. Ecco. Quindi, ma per arrivare a una conclusione che mi ha lasciato soddisfatto ma anche un po' stupito. Cioè, la conclusione era che queste associazioni in altre regioni si sono rese conto finalmente che non è più sufficiente fare il blocco di covata estivo e il trattamento con l'ossalico, ma che è opportuno per pulire bene, ed avere le famiglie che affrontano la primavera e arrivano bene all'estate, fare anche il blocco di covata invernale. E io quando sentivo dire queste conclusioni finanziate dalla Comunità Europea, mi pensavo, Francesco, che da 10 anni fa già questa cosa e ce l'ha insegnato a tutti, per dire cosa? Che a volte
noi abbiamo delle fortune come queste e quindi impariamo velocemente, ma non siamo capaci di vendere bene queste cose come fanno altri e ricevono anche cospicui finanziamenti per queste cose. Quindi ecco perché devi scrivere il libro, Francesco. E io, se non ci sono altre domande, vi darei appuntamento al prossimo mese, ma non so quando sarà il primo martedì di gennaio, che coincida con l'1 o il 2, ma poi lo vediamo. E il 4, quindi penso che potremmo fare il 4 di gennaio. Per quella data, anzi, diciamo che la settimana prossima dovremmo mettere, come vi ho detto prima, all'apertura della serata online tutti i filmati, compreso quello che di questa sera, così magari anche chi non ha perso, perché per qualche minuto, non so se per quanti minuti mi è andato via il microfono prima, per cui lo possono rivedere. E in settimana dovremmo pubblicare anche l'elenco dei corsi che faremo in tutta la regione e poi inizieremo anche, abbiamo in programma una serie di convegni e di iniziative che lo scorso anno, per una ragione del Covid, le abbiamo inserite tutte all'inizio. Quest'anno vorremmo farle un po' più scadentate. Dovremmo avere entro fine dicembre la decisione di AVEPA sui contributi della legge 23, che come vi ho ricordato prima, la volta precedente, quest'anno vanno destinati attraverso strumentazioni come smiratori, maturatori, sublimatori, scerratrici, poi cosa abbiamo messo? I banchetti, disopercolatori, che i soci potranno comprare dall'associazione usufruendo di questo contributo, che però non siamo ancora in grado di quantificare finché la AVEPA, che entro fine mese ci darà l'importo che arriva alla nostra associazione, dopo in base a quante richieste abbiamo sapremo dire se il contributo arriva al massimo al 50% e noi lo ripartiamo per tutti quelli che lo richiedono e sapremo se è 0, 10, 20, 30. Quindi se magari passate in segreteria in associazione o fate un'email e dite io sarei interessato, ma ve ne mandiamo una anche a noi, no? No, facciamo un modulo. Facciamo il modulo, ecco. Allora faremo un modulo che diamo a tutti, dove diciamo, guardate, sono disponibili questo materiale, diteci se siete interessati, in maniera da quantificare quanto materiale dovremo procurare e quindi che tipo di contributo siamo in grado di inserire e quindi abbattere il prezzo e dopo voi deciderete se prendere, ma avere un modulo per potervi dire quale sarà il contributo in maniera che potete scegliere se prendere o se siete interessati a questi acquisti. Basta. No, questo no. Vabbè, possiamo, sì, mi dice, mi ricorda Ilan, la nostra associazione sta crescendo, ecco, è giusto dirlo. Abbiamo superato la quota di 2000 soci in tutto il Veneto, quindi è un dato notevole, siamo i primi in assoluto. La seconda associazione, che è quella dell'APA di Treviso, arriva a circa 1200, ecco, quindi, e poi le altre ce ne sono alcune che hanno 3, 4, 5. Abbiamo avuto 2 importanti adesioni, un bel gruppo di Padova nella settimana scorsa che ha aderito alla nostra associazione, per cui faremo anche di un bel gruppo nel Padovano, e poi anche a Treviso abbiamo un importante apicoltore che si è associato a noi, abbastanza, cioè, quando l'ho comunicato a livello nazionale mi hanno detto bene, tu hai 2 apicoltori che puoi portare in giro in Italia, che sono Francesco Campese e questo che si chiama Francesco anche lui, se non sbaglio, che si chiama Francesco Bortotta, a circa 1000 alveari, quindi parliamo di imprenditore, di un apicoltore rilevante, ma che soprattutto sta facendo un grande lavoro nel Trevigiano di analisi
dei danni che provocano i trattamenti per la viticoltura. E lo sta facendo però non come un classico oppositore, lo sta facendo collaborando con i consorzi di tutela del prosecco per farli convinti che a volte i trattamenti vengono fatti e sono inutili per le viti e danneggiano le api. E purtroppo sono arrivati nel Trevigiano ad una situazione drammatica e mi raccontava che lui è anche un produttore di api regine, il 50% gli muoiono direttamente dentro nelle celle, e analizzando la pappa reale, questo detto lo diciamo fra apicoltori perché poi sennò sembra che il nostro miele, che la pappa reale sia, ma in realtà è che la pappa reale in quella zona lì ha una serie di elementi dentro che non fanno sopravvivere le api, per cui veramente sta facendo un grande lavoro, uno sforzo notevole. Però con lui faremo però un corso di formazione, un corso base anche della scuola agraria di Conegliano, per cui diventa interessante formare sempre più nuovi agricoltori, no, che studiano oggi e domani andranno a gestire le aziende, perché bisogna investire anche in questa prospettiva, no, creando formazione. Quindi abbiamo fatto anche lì un bel acquisto. Bene, mi fermo qua perché non volevo cosa importante, è giusto dirla anche questa, e arrivederci al 4 di gennaio, parleremo sicuramente della ripresa e vedremo qualche altri temi da affrontare. E buon Natale a tutti, perché penso che faccio da tardi. Grazie, buona serata.